Nel segno di Ennio Doris, il compianto banchiere di Tombolo, scomparso 6 mesi fa, si è svolta una tappa nella tappa del Giro d'Italia. In sella alla bici Massimo, il figlio di Doris, oggi amministratore delegato di Mediolanum. Partiva da Tombolo, dal paese natale mio, soprattutto di mio padre. Siamo partiti da di fronte alla piazza, di fronte a quella chiesa che ahimè un po' di mesi fa ci ha visti riuniti per la sua dipartita, e quindi è stato un momento nuovo di festa, di celebrazione, di gioia, e sono sicuro che lui sarà stato lì contento a vedere tutte queste maglie azzurre in festa che partivano. La carovana, seguita da glorie del ciclismo, è arrivata a Treviso, entrando nel circuito di gara aspresiano. L'occasione non solo per ricordare Ennio Doris, ma soprattutto per raccogliere fondi per offrire assistenza medica e sostegno alle famiglie con figli malati oncologici. Un legame stretto, quello della famiglia Doris con il Veneto, da dove tutto è partito. Questa è una terra di persone che fanno, che lavorano, che si impegnano. Se il Veneto è diventato quello che è, la forza che è, proprio perché le persone nel DNA sono un po' speciali, e questo DNA non si è perso, perché si tende a guardare magari quelli che si lamentano, ci sono ovunque, anche qua, ma quelli che fanno sono molto di più, per cui io sono assolutamente positivo su quello che riuscirà a realizzare questa regione e poi l'Italia intera da qui in avanti.